Questa trasmissione è offerta da ENAIP FVG, corsi di formazione professionale a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, www.enaip.fvg.it. AdGreen, costruzioni, ristrutturazioni ecosostenibili, via Moretti 6, Pasian di Prato. Idea prototipi dà forma all'immaginazione. www.ideaprototipi.it. Le telecamere di In Comune quest'oggi a Pasian di Prato e naturalmente una delle peculiarità di questa comunità è l'ENAIP, questo ente di formazione professionale dalla lunga storia, dalle molteplici attività che impareremo a conoscere attraverso i tanti rappresentanti, docenti e quanti in queste sedi fanno crescere giovani per il mondo del lavoro, per prepararli al meglio per il mondo del lavoro. Incontriamo subito la direttrice Paola Stuparic e a lei chiediamo innanzitutto a quando risale l'arrivo di ENAIP a Pasian di Prato. Dunque, ENAIP Friuli Venezia Giulia è una realtà importante, una realtà che ha sedi in tutta la regione. A Trieste, a dire il vero, siamo presenti dal dopoguerra, quindi dagli anni 50, a Pasian di Prato arriviamo negli anni 80 e quindi insomma ormai siamo veramente decine di anni presenti qui e direi molto integrati insomma con questo territorio e con la popolazione, e con le donne e gli uomini di questo territorio. Una struttura, la vostra, la conosceremo quest'oggi, è davvero molto variegata, aule didattiche, laboratori, officine, per preparare al meglio, dicevamo, i ragazzi. Allora spieghiamo bene le diverse attività che all'interno di questa struttura si svolgono. Allora, noi siamo un ente di formazione, siamo una grande agenzia formativa, prepariamo al lavoro i giovani, gli adulti, gli uomini, le donne, gli occupati, coloro i quali non lavorano, quindi abbiamo un respiro molto, molto ampio. E questa è una caratteristica di ENAIP che per l'appunto, come le dicevo prima, è presente capillarmente in tutta la regione. Poi questa a Pasian di Prato è la sede centrale, è la nostra sede regionale e quindi qui sono concentrate tutte le aree trasversali. Poi abbiamo delle sedi appunto nelle altre province di questa regione che sono sedi più operative. Interveniamo con attività formative che attraversano tutta la filiera della formazione, quindi dalla prima formazione e quindi nei confronti dei ragazzi che scelgono la formazione professionale dopo le scuole medie al posto della scuola quinquennale. Interveniamo nella fascia adulta e quindi per tutti gli interventi di riqualificazione quindi per o di qualificazione, quindi per le persone che dopo il percorso scolastico affrontano intelligentemente quel teorema di una formazione lungo tutto l'arco della vita e quindi intervengono professionalizzandosi e interveniamo nei confronti della risposta ai bisogni formativi della collettività in generale, anche con percorsi serali su tematiche specifiche, quindi davvero cercando di promuovere un'offerta formativa complessiva. È difficile lavorare con tanti giovani e con le tante problematiche che il mondo del lavoro e della formazione oggi presenta. Sì, è difficilissimo lavorare in un ente di formazione è complesso perché ti interfacci con la realtà, ti interfacci con i bisogni delle persone, con i bisogni delle aziende, con i bisogni delle scuole. Sempre alla ricerca di una risposta perché insomma noi facciamo conoscenza, non facciamo caramelle, insomma, e quindi inevitabilmente è complesso. Dopodiché è un privilegio lavorare nell'ambito della conoscenza perché noi viviamo nell'epoca della conoscenza e quindi è un privilegio essere inseriti in questo canale. Devo dire che insomma, ENAIP continua ad essere una realtà che promuove lo sviluppo del welfare, del territorio, perché appunto interviene nell'ambito della conoscenza e quindi alza il livello
di consapevolezza della cittadinanza del Friuli Venezia Giulia e insomma, visto che questa è una trasmissione su Pasian di Prato, mi preme dire anche insomma, di Pasian di Prato, insomma, che ci ha accolto dove noi siamo. Ci accennava proprio prima, infatti la collaborazione sia con l'amministrazione comunale che con le tante realtà associative del territorio. Sì, diciamo che noi siamo qui non solo come una cosa grande che sta a Pasian di Prato, ma siamo qui dentro, no? Pasian di Prato, e quindi collaboriamo con il comune, collaboriamo con tutte le associazioni, non solo quelle sportive, quelle di volontariato, quelle che si occupano di tanti temi che vanno dalla disabilità alla cultura, all'arte. Ospitiamo durante l'estate i centri estivi per i bambini, anzi per le bambine e per i bambini che abitano qui e abitano nei dintorni. Abbiamo una grande palestra, abbiamo sale che mettiamo a disposizione veramente della cittadinanza, perché l'ENAIP qui vuole essere parte non semplicemente un luogo dove si fa formazione. Quindi insomma da questo punto di vista direi che ormai ci sentiamo molto. Poi tra l'altro Pasian di Prato è strategico perché è centrale e quindi da Trieste, da Pordenone, da Gorizia o comunque dalla montagna, da Tolmezzo, poi alla fine convergiamo sempre qui, insomma, un centro del mondo. Che dire di Pasian di Prato che è il centro del mondo, insomma, non è male come messaggio. Il nostro viaggio alla scoperta di ENAIP prosegue, siamo entrati in uno dei tanti laboratori, delle officine dove si realizzano i corsi con gli studenti del centro di formazione. Accanto a me c'è Stefano De Marco che è il coordinatore. Appunto, a lui chiediamo innanzitutto come si sviluppa la vostra attività proprio pratica, concreta. Si sviluppa durante le attività formative in lavorazioni che vengono fatte sulle vetture o sui motocicli. A seconda delle varie annualità ci sono attività laboratoriali che vanno dalle manutenzioni ordinarie alle manutenzioni straordinarie su autovetture sia diesel che benzina e anche auto ibride che sono un po' lo sviluppo successivo, quindi facendo anche attività di diagnosi autronica sui veicoli. Ecco. Quindi qui nascono e crescono i meccanici del futuro. Infatti abbiamo ex allievi che sono ormai inseriti nelle varie aziende del territorio e anche hanno aperto officine, per cui ci sono addirittura generazioni successive. Noi dal fine degli anni 70 che abbiamo questa attività in corso e quindi effettivamente è un percorso che poi trova sviluppo sia nell'inserimento diretto in azienda sia negli anni poi nella possibilità di aprire attività autonome nell'ambito dell'autoriparazione. Annualmente quanti ragazzi transitano per queste officine? All'incirca una sessantina di ragazzi per annualità circa. Poi naturalmente oltre al lavoro pratico ci sono anche i corsi teorici. Assolutamente, nel senso che i percorsi sono comunque inseriti all'interno dell'obbligo scolastico, per cui c'è tutta la preparazione sulle materie di base oltre alle specifiche delle tecnologie, insomma, sia nell'ambito della meccanica che dell'autronica appunto. Abbiamo parlato di meccanica, autronica, ma anche di altri corsi si tratta qui all'interno di ENAIP. Sì, nella formazione professionale ci sono diverse figure professionali di riferimento. Noi in particolare qui a Pasian di Prato abbiamo il settore dell'auto sia come autoriparazione di veicoli, di autovetture e motocicli, che di autocarrozzeria, che è un altro percorso a sé stante, e poi ci sono un percorso di installatore di impianti elettrici civili ed industriali e di operatore grafico multimediale, con le quarte annualità che sviluppano poi la figura del tecnico, quindi tecnico dell'auto, tecnico grafico o tecnico elettrico. All'interno di queste officine non ci sono solo i ragazzi, ma ci sono anche persone che vengono a riformarsi, a riqualificarsi professionalmente. Certamente c'è un settore che si occupa anche di questo aspetto, per cui ci sono collaborazioni che abbiamo con aziende anche esterne per le certificazioni, patenti di mestiere e formazioni successive per adulti e anche per professionisti, quindi con approfondimenti specifici settoriali. Insomma. Arrivano un po' da tutta la regione e non solo.
Assolutamente, i nostri ragazzi arrivano dalla bassa friulana fino alle montagne, insomma, e dal goriziano al trevigiano, insomma, un po' insomma, questi territori sono comunque serviti dai trasporti, per cui è possibile raggiungere il nostro centro, insomma, anche da località esterne. Insomma. Un ruolo importante immagino lo hanno anche i docenti. Assolutamente, per cui diciamo, noi abbiamo collaboratori soprattutto nell'ambito delle materie professionali che hanno anche attività esterne o che comunque vengono formati in aziende di settore, per cui vengono fatti continui aggiornamenti, quelli che sono anche previsti dalla normativa tra l'altro. Andrea Collinassi è l'istruttore dei corsi di carrozzeria qui all'ENAIP. Vediamo ragazzi intenti a sistemare queste vetture, gran parte delle quali sono storiche, ma attraverso queste lezioni voi li formate davvero alle sfide del domani, perché sappiamo che anche in campo automobilistico il livello della tecnica ha raggiunto picchi altissimi. Sì, diciamo che la tecnica automobilistica è sempre in evoluzione e naturalmente anche per quanto riguarda la carrozzeria il nostro obiettivo è quello di fare una formazione di base, però anche tenerli sempre in aggiornamento con quelle che sono le nuove evoluzioni, nuove metodologie. Di conseguenza abbiamo anche, diciamo così, dei rapporti di lavoro con delle aziende primarie che ci fanno da supporto e naturalmente l'obiettivo è quello di fare da ponte tra, diciamo così, la scuola media e il mondo del lavoro nella maniera più efficace possibile, insomma, no? Ecco. Collaborazioni che appunto si concretizzano con lezioni per i ragazzi, ognuno in sostanza fa la sua parte. Sì, diciamo che si punta molto al lavoro individuale, a una crescita per step, quindi diciamo così che le lavorazioni sono concepite in maniera tale che ognuno percorra un percorso individuale fatto appunto per livelli e di conseguenza che magari più si adatta alle sue caratteristiche. Sì. No, diciamo, quello che volevo dire è che c'è una sorta di pari opportunità per cui tutti possono percorrere, no, questo tracciato formativo sviluppando i temi che sono naturalmente classificati e sviluppati uno ad uno, insomma, ecco. Con Paolo Germani siamo qui a raccontarvi anche il settore dei laboratori dedicati all'elettronica, tante possibilità di conoscenza, di formazione per ragazzi che naturalmente poi troveranno di sicuro un posto di lavoro. È un settore questo che proiettato verso il futuro offre tantissime possibilità. Sì, beh, in forte espansione e ci sono delle specificità che vengono richieste nel settore e noi siamo in contatto con delle aziende che comunque ci supportano sia a livello tecnico sia a livello didattico che con tipologie di materiali, quindi acquisto di materiali specifici e aziende quali la FAC, aziende quali la Gevis, aziende quali la Schneider, Telemecanique che ci forniscono tutto il tipo di attrezzature che comunque poi verranno utilizzate dai ragazzi e sviluppiamo dei moduli che sono anche l'eletropneumatica con la Camozzi, quindi tutte apparecchiature che comunque sono di ultima generazione e lo sviluppo che si svolge nell'ambito della prima formazione qui a ENAIP il primo anno noi sviluppiamo un lavoro teorico-pratico sugli impianti civili, gli impianti tradizionali, però già il secondo anno i ragazzi entrano in un mondo completamente diverso e lavoriamo molto sulla domotica, iniziamo già il secondo anno sulla domotica e sugli impianti speciali. Gli impianti speciali e un partnership di eccellenza è la Urmet che ci sta fornendo i materiali e noi stiamo lavorando con i loro materiali, quindi videocitofonia, citofonia, TVCC, accessi, anti-intrusione, sono tutto temi che vengono trattati dai ragazzi, questi del secondo anno. Il terzo anno si sviluppa con l'automazione,
con progettazione, quindi i ragazzi lavorano su supporto informatico, quindi AutoCAD, schemi elettrici, interpretazione di schemi elettrici, conoscenza, lettura, e il terzo anno è un terzo anno dove si sviluppa il PLC e dove si sviluppano i sistemi macchina. Non per questo abbiamo già 2 ragazzi che sono stati inseriti in un'industria dove si realizzano prototipi e sistemi macchina avanzati. E i ragazzi stanno lavorando e si trovano bene, verranno assunti. Quest'anno c'è stato il 4º anno sperimentale, quindi per il nostro lavoro che stiamo svolgendo qui ad ENAIP nel settore elettrico. È un anno sperimentale, stiamo svolgendo una didattica particolare e se questo lavoro proseguirà svilupperemo anche dei rapporti ancora più concreti con le industrie, perché il duale prevede questo, e concretizzeremo anche con assunzione quindi questo lavoro che i ragazzi poi vanno a svolgere e andranno a svolgere nella loro vita professionale. Comunque siamo riusciti negli anni, questo grazie alla struttura ENAIP, grazie alla direzione, grazie ai tutor, chi logicamente mi ha sopportato me e il gruppo di lavoro, non sono solo ma siamo un gruppo. Bello staff. Uno staff, io non sono giovane ma lo staff è giovane, quindi vogliamo essere competitivi e aggiornati. Io vengo dalla libera professione, quindi da un settore dove c'è un aggiornamento continuo e costante sulle normative. Sto travasando il mio sapere ai ragazzi. Non è facile, ma il tentativo sta dando dei suoi piccoli risultati. Non solo meccanica ed elettronica dunque all'ENAIP di Pasian di Prato, ma anche grafica. In questi laboratori tanti ragazzi trovano uno sbocco per il loro futuro. Assolutamente, è un settore che è in crescita soprattutto sulla parte della multimedialità, della modellazione 3D e anche poi per quelle che sono le web agency, cioè la possibilità di poter implementare i siti web con tutti i contenuti grafici che vanno ad arricchire poi insomma anche la navigazione stessa. Come sono organizzate le lezioni curriculari? Anche qua ci sono per un po' più di metà del tempo delle attività di laboratorio dove vengono sviluppati dei progetti a tema, abbiamo delle collaborazioni con realtà della città, insomma di Udine, per cui vengono sviluppati dei progetti specifici su tematiche che di volta in volta cambiano. Insomma. E poi naturalmente anche l'opportunità di fare delle alleanze e delle promozioni, delle grafiche che poi invadano tutta la regione. Certamente, insomma, noi abbiamo, come dicevo appunto, queste collaborazioni che vanno a sviluppare sia tematiche singole specifiche, ma anche poi collaborazioni. Noi abbiamo per esempio con il Museo Etnografico di Udine una collaborazione ormai da un paio d'anni e anche altre attività che riguardano aziende, per cui effettivamente vengono fatte poi delle campagne pubblicitarie anche per le nostre sedi territoriali di Trieste, di tutto il mezzo, insomma, per cui insomma, c'è visibilità insomma, in generale anche a livello regionale, senz'altro. Laboratori con le massime e le tecnologie più all'avanguardia. Certamente, sia dal punto di vista hardware che anche dal punto di vista dei software che devono essere poi aggiornati proprio per avere una stretta collaborazione poi con le aziende che sono sul territorio. Sappiamo che l'alternanza scuola-lavoro è sempre più prioritaria nel rapporto tra la formazione dei ragazzi e il loro futuro professionale e proprio anche l'ENAIP su questo campo sta lavorando da tempo con partnership importanti. È vero, e si realizza concretamente con periodi di presenza in azienda durante lo stage, sia nella seconda annualità che nella terza annualità. Ci sono periodi che vanno da un mese e mezzo, durante il quale i ragazzi partecipano alle attività lavorative proprio delle aziende, ovviamente con una progressione di contenuti e di competenze, questo nei diversi settori, insomma, sia dell'auto che dei grafici che questo del settore
installazione degli impianti elettrici industriali e quindi oltre alle partenariati che abbiamo con le aziende produttrici ci sono degli installatori specifici loro che assorbono anche i nostri ragazzi sia durante il periodo di stage che in certi casi anche con delle assunzioni post qualifica, insomma, per cui c'è un continuo confronto con quelle che sono le realtà produttive, con quelle che sono le tecnologie attuali, proprio per dare possibilità di inserimento lavorativo ai nostri allievi. Chiudiamo questo nostro viaggio all'interno di ENAIP qui a Pasian di Prato con la dottoressa Antonella Van den Heulen e a lei chiediamo di raccontarci l'iniziativa People, questo programma sempre a sostegno dei ragazzi della formazione professionale, in che cosa si concretizza? People è un programma che si rivolge a due categorie di persone, i giovani fino ai 29 anni con un finanziamento cosiddetto Garanzia Giovani, che è un finanziamento sia nazionale che regionale, e gli adulti, quindi le persone che hanno oltre i 29 anni. L'esigenza è quella di dare alle persone che in questo periodo sono senza lavoro e che quindi devono riqualificarsi, dare loro delle competenze forti, aggiornare le loro competenze in modo che possano essere aiutati alla loro entrata, se si tratta di giovani, o alla loro ricollocazione nel mondo del lavoro. Questa è la caratteristica principale. Su questo lavorano ENAIP in primis, che è capofila per quanto riguarda la provincia di Udine, di una serie di enti di formazione accreditati con i quali lavoriamo in partenariato, ma lavoriamo anche molto con i centri per l'impiego, quindi con gli uffici pubblici che da parte loro ricevono le richieste delle persone che hanno l'esigenza appunto di riqualificarsi e le orientano e poi noi le accogliamo per i nostri corsi. Ci sono già dei riscontri sull'efficacia di queste misure? Sicuramente sì, diciamo che il processo perfetto è quello nel quale un'azienda si rivolge a noi, ai centri per l'impiego, perché ha necessità di un determinato profilo professionale. In questo caso, assieme al centro per l'impiego vengono selezionate le persone, l'ente di formazione lavora con l'azienda per preparare e presentare a finanziamento un progetto sulle loro esigenze e poi le persone vengono formate prima di essere assunte. Casi di successo ne abbiamo diversi. ENAIP in particolare ha gestito tutta la parte di formazione per un'azienda leader del trasporto ferroviario merci, che è in rail, per il quale abbiamo formato circa una 60 di persone, di macchinisti di treno e di manutentori, per i quali poi l'azienda ha trovato un posto di lavoro. Stessa cosa abbiamo fatto per Costa Crociere. Costa Crociere è un progetto grosso, aveva bisogno di personale da imbarcare per quanto riguardava profili di gestione del cliente sulle navi e li abbiamo formati. Adesso i ragazzi sono imbarcati, quindi esempi di questo tipo ce n'è molti e sono effettivamente esempi di successo, di collaborazione tra enti di formazione, enti pubblici, per la migliore formazione per le persone che devono riqualificarsi o entrare per la prima volta nel mondo del lavoro. Tutte le informazioni naturalmente per scoprirne, per saperne ancora di più su ENAIP, le trovate sul sito internet di ENAIP. Questa trasmissione è stata offerta da ENAIP FVG, corsi di formazione professionale a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia. www.enaip.fvg.it.
Ad Green, costruzioni, ristrutturazioni ecosostenibili, via Moretti 6, Pasian di Prato. Idea prototipi dà forma all'immaginazione. www.ideaprototipi.it